Torna in campo la Don Carlo Misilmeri che affronta il campo dello Stadio Matranga di Castellammare del Golfo la formazione locale ancora al palo, i bianco-blu, mentre dall'altra parte la squadra guidata da mister Sasà Utro ha in dote dopo le prime 2 giornate 4 punti, frutto della vittoria sul campo della Pro Favara e del pareggio a reti bianche contro la Mazzarese della scorsa settimana. Cambia qualche pedina mister Utro in una partita che inizia subito forte invece per gli avversari con questo tentativo realizzato da parte del capitano del Castellammare. La parata di Marino, poi l'azione prosegue ma non ci sono sviluppi di sorta. Ma attenzione a quello che accade al 6° minuto, il calcio d'angolo, il colpo di testa da parte di Priola, la palla sbatte sulla traversa a Marino battuto, occasionissima per i padroni di casa. Reagisce da Don Carlo Misilmeri, minuto 10, il cross perfetto di Nuigro per Balistreri, e qui si deve esibire in una grande parata Grimaudo, palla in calcio d'angolo. Adesso la Don Carlo Misilmeri è padrona del campo, qui tracciante straordinario di Iraci per Lucera che non ci arriva davvero per un istante, ma sono le prove generali per il gol. Calcio di punizione di Iraci, la respinta di Grimaudo, arriva Gabi Colombatti, il gol dell'1-0, il primo gol con la sua nuova maglia per il difensore centrale argentino che qui col tapin vincente batte Grimaudo tutto solo nel cuore dell'area sul tentativo di Iraci. Allora si sblocca la partita del Matranga con il gol al 22esimo di Colombatti, padrona assoluta del campo. La compagine in maglia blu che qui si scatena con la palla di Giuliano per Iraci, il diagonale destro con Grimaudo ancora battuto, la palla però si perde fuori di pochissimo ad un passo dal raddoppio Iraci. Qui altra palla gol molto interessante per la Don Carlo con il colpo di testa e la palla che si perde tra le braccia di Grimaudo. Il primo tempo che si conclude con queste occasioni. Intanto il calcio di punizione di Cardinale parato in 2 tempi da Marino e infine l'occasionissima ancora per Iraci, calcio di punizione, rincorsa perpendicolare alla porta per Iraci, la palla destinata all'incrocio dei pali, si immola Adamo per toglierla dallo specchio della porta. Con le immagini siamo passati al secondo tempo, qui con la discesa sulla destra di Fricano che poi si mette in proprio col sinistro e qui strepitoso Grimaudo a metterla in calcio d'angolo. Provano a rispondere dall'altra parte i padroni di casa con il tentativo di Pizzo che ubriaca un po' gli avversari, la palla che arriva al centro per Maltese, la prima respinta, poi altro tentativo e altra respinta, questa volta di Frisella appena entrati in campo. Occasionissima dunque per il pareggio, ma la Don Carlo si scuote e arriva il gol del raddoppio con il cross dalla destra, il colpo di testa vincente di Luigi Mendola, prima stagionale per lui che ha avuto un'estate tribolata tra infortuni, altri problemi fisici. Alla fine si può sfogare, può festeggiare sotto lo spicchio dello Stadio Matranga riservato al pubblico di Fede Misilmerese, il gol del 2-0, il gol che di fatto schiude le porte della vittoria alla squadra di mister Utro. Qui c'è un nuovo tentativo con il Castellammare che tenta di liberarsi al tiro, conclusione però debole e ben controllata da Marino. Ordinaria amministrazione per lui in questo nuovo pomeriggio da titolare per il portiere under della Don Carlo Misilmeri. Don Carlo Misilmeri che qui trova anche il terzo gol, la palla che arriva nel cuore dell'area, la sponda di Balistreri per Stefano Cerniglia, il gol del 3-0 per la Don Carlo Misilmeri che di fatto chiude la partita. C'è gloria anche per il capitano, ma ci sarà gloria anche per altri compagni di squadra, perché qui in contropiede si distende la Don Carlo, sbaglia il controllo con Cialdi che però anticipa in uscita Grimaudo. Per l'arbitro non ci sono dubbi, calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Pietro Balistreri che batte con un tentativo imparabile Grimaudo, primo sigillo in maglia misilmerese per Pietro Balistreri, vero capopopolo della squadra di mister Utro che insiste, attacca ancora qui la giocata con il cross, il colpo di testa di Lo Gerfo, palla che si spegne sopra la traversa, ma Lo Gerfo sarà protagonista dell'ultimo acuto di questa partita, perché esattamente al minuto 48, vedente in chiusura di partita, c'è il cross, la palla che arriva proprio a Vincenzo Lo Gerfo che apre il piattone, la mette sul secondo palo, realizza il gol del 5-0, primo gol stagionale anche per il gioiello misilmerese puro sangue. E su questa azione il direttore di gara pone fine alla partita senza storia, soprattutto nel secondo tempo. Don Carlo Misilmeri che porta a casa la terza vittoria su 3 partite esterne giocate quest'anno, compresa la Coppa. Ora una sosta per via degli impegni elettorali, si torna in campo almeno in campionato all'inizio di ottobre e dalle telecamere di Sportisir è tutto. Alla prossima!